O Vangelo secondo Giovanni, capitolo 13. Gesù serve i discepoli suoi. Era ormai avvicina a feste Pasqua. Gesù, sapendo che era arrivato presto, il momento di lasciare questo mondo per tornare, nata volta innanzi al Padre suo, disse che aveva sempre voluto bene a tutte e due, che stendo rinda a questo mondo, rinda a quel momento, e volette ancora più bene, zina a sacrificare la vita sua per loro. Petramente mangiavano tutti insieme, quando il diavolo, che aveva già messo in cuore Giuda, o figlio di Simone Iscariota, e tradì il maestro, Gesù, sapendo che il Padre aveva messo tutte le cose in mano sua, e che era venuto a Dio e aveva tornato un'altra volta innanzi a Dio, si sossetta alla tavola, si lavava le vesti e si mettette una tavugliata attorno ai cianghi, arrapagai un po' di acqua in una vascilla e si mettette a lavare i piedi e tutti i duri discepoli suoi. E poi, con una toaglia, che teneva attaccata attorno ai cianghi, si mettette pure a studiare i piedi ognuno in loro. Quando arrivai a Simon Pietro, chiesti la ricetta, Signore, tu vuoi lavare i piedi a me? E Gesù le ricette, Simone, che è che io sto facendo, tu per me non lo puoi capire, ma sono sicuro che condannerai più tardi. No, le rispondette risoluto Simon Pietro, tu i piedi a me non ne laverai né mo e né mai. E va buono, le rispondette Gesù, se tu vuoi che non ti lavi i piedi, vuoi dire che tu non sarai mai unito veramente a me. Non potrai fare più parte insieme con me. Simon Pietro, invece, che voleva assai bene a Gesù, le ricette appressa, Signore, se le cose stanno così, lavami non solo i piedi, ma lavami tutte da capo per. Chi ha già fatto bagno, rispondette Gesù, si dava solo i piedi, perché è già pulito. E voi siete già puliti, ma non so tutto quanto è così, perché si sapeva già chi era chi la lavaria traduta, e proprio perché si ricetta non siete tutto quanto pulito. Quando poi Fornette lava i piedi a tutti i discepoli suoi, si mettette in gola un'altra volta che li veste che si era lavata poco prima. Si assettava vicino alla tavola e ricetta allora, avete capito che mi ho già fatto ognuno di voi? Voi mi chiamate Signore e Maestro, e dicete buono, perché sono veramente un Maestro e un Signore. Mo, sì, che sono Maestro e un Signore, oggi lavate i piedi a ognuno di voi. Pure voi te lavate i piedi l'uno con l'altro. Vi faccio giurare l'esempio perché pure voi dovete fare la stessa cosa che io ho fatto a voi. Non serve, non è mai più grosso il padrone suo. E chi che porta una masciata non è mai più grosso che chi che la mannata. Mo sapete tutte queste cose, ma sarete vere viate quando metterete in pratica. Poi Gesù ricetta ancora a tutte e due. Tutte quelle che va geritta, non l'ha geritta per tutto quanto voi, perché conosco buono quelle che ha giuscivata, ma mo si dà come tutte quelle che sta scritta in scrittura, quelle che mangia il pane insieme conmigo, quelle che ha allungato la mano sua in stesse piatte mie, mo salutate perché contro me. Io ho voluto dire tutte queste cose prima che succederanno, perché quando saranno successe, voi crederete che io so, e vi posso pure assicurare che chi accoglie tutte quelle che rimane in mezzo a voi, accoglie a me, e chi accoglie a me, accoglie pure il Padre mio, che mi ha mandato. O traditore. Come finette a dire tutte queste parole, Gesù rimanette assai offuscato in lo spirito suo, e poi ricette, per dire la verità, uno e voi stava a tradire. Tutti i discepoli si guardavano in faccia l'uno con l'altro senza manca ciatà, perché non avevano afferrato le parole di Gesù e a chi erano indirizzate. Tanto non è chi li durce, chi che Gesù voleva bene assai più di tutte l'altre, si trovava assettato in coppa a tavola vicino anche a Gesù. Simon Pietro la facette una zagnata, come per dire, a domanda tu chi sta parlando. E chi lo discepolo salutava in mezzo a Gesù e a posare a capo sua, coppo coro suo e ricette, Signore, chi è? E Gesù rispondette dicendo, è chi che i moci rongono morse e pane inzuppate in da sarza. E proprio in quel momento affarai che mano sua non morse e pane, o inzuppare in due piatti o mettette in mani Giuda, o figlio di Simone Iscariota. Brom Giuda se mangiai che lo morse e pane, Satana trasette in due corpo suo. E Gesù subito ricette, tutte quelle che tiene in capo e falla impressa. Ma nessuno di tutti quelli che stavano a tavola insieme con essa capettero perché avesse parlato così. Anzi, certi loro pensavano che proprio perché Giuda teneva forza e denaro tutte e dolci, Gesù in quel momento avesse detto a essa, va a cattare tutte quelle che servono per la festa. O va a portare qualcosa pure a tutti i pazienti che stanno in da città.
Giuda pigliai un morso di pane e se ne ascette subito fuori. E fuori era notte. Un nuovo comandamento. Quando Giuda se ne ascette fuori, Gesù dice a tutta la discepoli suoi: Mo figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato per mezzo suo. E se Dio è stato glorificato per mezzo dei figli suoi, pure Dio glorificherà assai ampresso a chi sto figlio suoi. Figli miei, ancora per poco che sto in mezzo a voi. Voi mi cercherete, ma mo vi ricerco pure a voi che la caggerete a tutte le cape e la breia. A dove chi voi per mo non potrete venire, ma voglieranno un comando nuovo. Volete assai bene l'uno con l'altro, volete bene proprio come io ho voluto bene ognuno di voi. A questa è stata una ranna che siete discepoli miei, se vi volete bene con tutto cuore l'uno con l'altro, proprio come io ho voluto bene a voi. Gesù prerise che Pietro rinnegherà. E stessa danna Simon Pietro ricette a Gesù: Signore, ma tu a dove vai? A dove vai chi? Le rispondette Gesù: Tu per me non puoi venire a pressa, ma più tardi potrai venire pure tu addosso a chi. Signore, le rispondette Simon Pietro, e perché non posso dire a dove vai tu? Io sono pronto per dare pure la vita mia per te. Tu saresti capace della vita tua per me? Le rispondette Gesù. Io ti posso assicurare che proprio dentro a questa notte, prima che Valla canterà, tu mi avrai agnato già 3 volte.